Buonasera a tutti ragazzi, secondo un gruppo di scienziati dell'Università di Chicago, un aumento del ghiaccio marino in Antartide potrebbe, secondo loro, innescare la prossima era glaciale. Quindi, diciamo, hanno condotto varie simulazioni ai computer e le loro conclusioni si sono, diciamo, soffermate che qualora si accumulasse tanto ghiaccio marino in Antartide si formerebbe, ragazzi, come diciamo una specie di coperchio sull'oceano che bloccherebbe, secondo loro, lo scambio dell'anidride carbonica con l'atmosfera. Ciao Astro. Quindi questo qua, ragazzi, ciao Avvocatela, provocherebbe, diciamo, tipo un effetto serra, però il contrario. Quindi alla fine raffredderebbe la Terra e farebbe entrare il pianeta in una nuova era glaciale, quindi sarebbe l'inverso del, diciamo, del riscaldamento globale. Quindi diciamo che l'ultima era glaciale, ragazzi. Bravo Astro, mi raccomando, manda qualche carino da questa parte, mi raccomando, notizie, asteroidi, Apophis e tutto il resto, mi raccomando. Ciao Jasmine. Quindi alla fine, diciamo, l'ultima volta che è stata era glaciale si è verificata 2 milioni di anni fa durante l'era pleistocenica, quindi tanto tempo fa, ragazzi. Quindi sono anni che gli scienziati studiano questa cosa e diciamo, questo ha portato alle ere glaciali in passato, quindi in effetti un accumulo eccessivo di ghiaccio in Antartide potrebbe bloccare diciamo, lo scambio di gas tra l'oceano e l'atmosfera. Questo è tutto fatto secondo i nuovi calcolatori, diciamo, dei computer di nuova generazione, quindi bloccando il rilascio di anidride carbonica nell'atmosfera si formerebbe come una cappa, solo che invece di produrre, diciamo, il famoso riscaldamento globale innescherebbe un'era glaciale, quindi l'effetto contrario. Quindi queste conclusioni sono dovute alle evidenze climatiche del passato, quindi questi supercalcolatori, diciamo, di nuova generazione hanno rilevato tutto, diciamo, l'era, diciamo, del mondo in effetti, quindi siccome sono di nuova generazione hanno fatto tutto, diciamo, milioni di anni di lavoro, quindi ma non lo so, avvocato, era glaciale, non penso, ciao Rosalia, non penso che sia una cosa buona, anche se veramente noi stiamo perdendo, quindi si stia verificando una perdita di ghiaccio anziché il contrario, quindi in effetti noi saremo in un riscaldamento globale, quindi per ora non ci preoccuperebbe, quindi per adesso il ghiaccio si sta sciogliendo, quindi incapperemo sicuramente in un riscaldamento globale. Quindi non è per adesso, o perlomeno non è arrivato ancora il momento, però ultimamente, come ben sapete, ragazzi, il ghiaccio si sta perdendo invece di accumularsi. Il giorno che si accumulerebbe molto di più, si innescherebbe, come ho detto io, l'era glaciale, no come ho detto io, come hanno fatto questo studio di scienziati, quindi diciamo che la Terra rischia una nuova era glaciale. Per il momento no, la domanda è no. Quindi adesso rischiamo un riscaldamento globale, almeno per il momento. Qualora si verificasse diciamo, un aumento sproporzionato di ghiaccio in Antartide, allora potrebbe incappare l'inverso, cioè innescare una nuova era glaciale che potrebbe partire in qualsiasi momento. Qui, ciao Gio, quindi non è che ci sta un momento, diciamo, un po' preciso che potrebbe accadere. Pure quest'inverno, se faccio esempio, si accumula troppo ghiaccio diciamo, in Antartide, può succedere che incapperemo in una nuova era glaciale, quindi può succedere sempre, quindi non è, diciamo, può succedere da 10 anni, adesso 5 anni, non ci sta una data. Purtroppo è un momento adatto quando troppo ghiaccio poi si fa come una cappa e si va o col riscaldamento globale
oppure diciamo con riscaldamento globale. Poi dipende. Per adesso, ragazzi, stiamo nel riscaldamento globale, quindi non è un problema il ghiaccio adesso. Adesso il problema è il caldo che, come avete visto, ragazzi, stiamo a novembre e adesso sta un po', diciamo, mettendosi a freddo, diciamo, tanto così per dire. Però fino adesso, ragazzi, abbiamo avuto, diciamo, caldo ovunque, quindi ancora non è detto perché ci sta ancora a novembre, vediamo a novembre come si comporterà. Chi dice che sarà un mese pieno di piogge, chi dice di no, quindi non si capisce ancora nulla, almeno per il momento, quindi speriamo che sia non un mese di piogge perché è anche brutto che si piove sempre, però perlomeno che non faccia caldo, ragazzi, quindi che faccia novembre, diciamo, quindi un mese diciamo che fa un po' freddino. Secondo me le attività paranormali esistono. Sì, secondo me sì. Perché mi sono incappato in 3-4 situazioni, diciamo, di personalmente e quindi ci credo io. Quindi sono, diciamo, 2 o 3 volte proprio caduto dentro, diciamo, e quindi l'ho visto con i miei occhi, quindi non sono illusioni. In effetti in qualche video l'ho fatto pure il racconto. Io una volta stavamo io e 2 ragazze affacciate a un balcone e si vedeva tutto a Materno, cioè vedevamo tutto a Materno, diciamo. È troppo ambresse. Quindi alla fine abbiamo visto 2 figure, 2 donne, diciamo perché te presente, io dico donne perché avevano tipo una sottana bianca lunga, quindi penso che erano donne, non lo so perché comunque non si vedevano bene la faccia, quindi però vedevo questa cosa lunga bianca seduto sulle panchine di fronte, diciamo, dove stavo con queste 2 ragazze, ma ti sto parlando che avevo 18 anni, ne ho 43, quindi era ragazza proprio. E io ho detto, ma guarda queste 2 pazze, ho detto, ma che ci fanno qua a luna di notte sulle panchine? Boh, ho detto vicino all'altra mia amica, Laura, ma secondo te è normale? E quella dice, no, e la sorella ha detto, ma poi, ma chi so? E che ne so, ho fatto io? Ci siamo girate tutte e tre automaticamente per chiamare la mamma, la signora Anna, ci siamo girate tutte e tre per chiamare altre persone per farle venire, diciamo, a vedere. Ci siamo girati, ragazzi, il tempo di girare la testa e queste non ci stavano più. Allora, tenete presente che noi avevamo tutta la visuale ampia, quindi se fossero pure alzate dalla panchina, erano andate a destra, a sinistra, in qualunque direzione, ragazzi, noi le dovevamo vedere perché queste panchine stavano di fronte a un muro e quindi o destra o sinistra o avanti verso di noi. Queste qua, noi avevamo una visuale ampia, ma davvero ampia, quindi non potevano volare, quindi era impossibile. Se scendevano giù le avevamo viste, se salivamo, se venivano verso di noi le vedevamo. Quindi noi ci siamo girati solo per dire signora Anna, vedete mentre a capo, vedete che ci sta. Ci siamo girati e ha detto, e mo dove stanno sti due? Cioè, ci siamo proprio, mi sono fatto accompagnare poi dalla mamma perché ha detto signora A, ha detto non mi dite niente, mi ti accompagnare a casa perché io martedì la solo ci fatto. Ho detto ma tu fossi mai che mi ci impressionati? Io, Laura e le altre ragazze ci siamo impressionati tutte e tre. Stavano 2 persone sedute e poi ci siamo girati per chiamare a voi. Ciao Danny. E non ci stavano più, quindi ci siamo solo girati per dire signora Anna, corritamente qua, facete un press. E quindi diciamo che ciao Laura, ciao, grazie. E quindi diciamo, no, stavamo parlando dell'era glaciale e poi abbiamo parlato dei fantasmi all'ultimo se ci credo oppure no. Ho detto di sì perché ci sono incappato in 2 o 3 volte minimo. Poi un'altra volta, una cosa che pure ho detto nel video, diciamo che allora il fatto del signore, sì, c'era un signore ragazzi che veniva al bar da me, veniva tutti i giorni. La sera questo signore aveva il vizio. Senti qua, oh. Aveva il vizio di comprare
a finale la pizza sempre la sera alla moglie. Sì, sì, ma vedo il live dove? Però mi devi dire la live che parte. Comunque questo signore aveva sto vizio di andare a comprare ogni sera sta pizza alla moglie. Saliva queste scalinate e si fermava sempre perché era molto anziano. Vabbè, sì, allora vengo, sì. Sì, sì, è Orion, vabbè. E andavo lì a... Lo vedevo in effetti perché il mio circolo affacciava lì. Quindi io lo vedevo tutte le sere che si fermava, comprava la pizza alla moglie, si fermava perché era abbastanza anziano, scendeva le scale e tornava a casa. Io avevo il circolo proprio di fronte a lui, quindi vedevo la scena ripetersi tutte le sere, ragazzi. Fatto sta che dopo parecchi anni il signore muore. Io avevo chiuso il bar in effetti perché l'ho venduto per disperazione, proprio perché per problemi diciamo dovuti sempre a controlli continui dei carabinieri, diciamo, e della questura, quindi per porre fine a questa cosa l'ho venduto a un altro ragazzo, quindi e sono andato a lavorare al nord. Ho saputo da mia mamma che il signore era morto. Ha detto a me sono dispiaciuto, sai, conosco i figli, ci siamo cresciuti. Ho detto peccato, quello andava sempre sulla pizzeria a comprare la pizza, quindi quando sono tornato dal nord poi sono andato a casa, poi ho incontrato il figlio, gli ho dato le condoglianze, la signora pure. Poi una bella sera mi ricordo che dovevo andare a comprare una cosa al supermercato, siccome sono molto pigro, pure per fare 100 metri piglio la macchina, quindi mi sono messo in auto, sono arrivato davanti a questa scalinata che avevo di fronte. Io ho visto questo signore fermo lì. Lo volevo quasi salutare, però ho continuato perché andavo di fretta, quindi ho visto questo signore fermo lì, come l'ho visto sempre, e ho continuato. Continuando, ragazzi, mi è venuto in mente che quello era morto. Mi sono proprio terrorizzato proprio perché io poi non avevo collegato quella cosa a quell'evento lì, quindi io l'avevo visto, l'ho detto "Oh, va a prendere la pizza alla moglie come sempre", e quindi non ci ho fatto caso. Poi dopo, strada facendo, quando sono arrivato al supermercato, sono tornato indietro, ragazzi, non sono andato più al supermercato. Quindi sono andato a casa e nessuno dice ma tu ti sei impressionato? Ho detto no, no, non mi sono impressionato, era lui. Quindi diciamo che ho avuto proprio terrore, in effetti io l'avevo visto, lo volevo quasi rallentare e salutarlo, poi ho detto vabbè, prima che chiude il supermercato perché erano le 8:20, quindi diciamo alle 8:30 qua chiudono, quindi avevo poco tempo, quindi ho accelerato e sono andato al supermercato. Diciamo un paio di volte mi è successo in effetti di vedere questa cosa qui. Poi una terza volta, ragazzi, è stata ancora più dura la terza volta. In effetti, ciao Letizia, la terza volta è stata più dura un po'. La terza volta è stato più pesante perché in effetti eravamo ancora più piccoli. Stavamo nella stanza io, mio fratello Enzo e Camillo, diciamo il terzo. Allora, io sono il primo, Camillo è il secondo, Enzo è il terzo. Stavamo nella stanza quando abbiamo visto una figura, diciamo, camminare nel muro. Quindi noi, come sempre ho detto, io ho la luce accesa sempre a casa, quindi l'ho sempre accesa una luce in casa, sempre. Quindi ho quella del bagno, quello della cucina, c'ho sempre la luce accesa. Quindi al finale abbiamo visto questa figura camminare nel muro, una figura alta alta e uno bassa bassa, quindi ho detto e mo chi so? Mamma e papà stanno dormendo, tutti quanti diciamo stanno in giro e quindi diciamo non abbiamo pensato che fosse. Poi una bella notte qualcosa o qualcuno si è appoggiato, diciamo, sul petto di mio fratello Camillo e ci siamo messi paura. Infatti piangeva, era piccolino, in effetti non era molto grande, che avrà avuto 12-13 anni, io ero un po' 14 anni, forse un anno in più. Quindi a finale siamo andati da un esorcista, ragazzi. Qua ci sta l'avvocatella, qua come si chiama avvocatella, e siamo andati lì per avere un consulto.
Sentite che è successo, questo l'ho fatto già l'ho detto a sta storia, ma la ripeto proprio per giù. Siamo andati a questa avvocatella e questo è un santuario dove ci sta padre Gennaro che è un esorcista. Però giustamente per avere un appuntamento con questo abbiamo dovuto fare la messa, ragazzi, quindi aspettare che si concludesse la messa e poi parlare con il parroco che è esorcista. Durante la messa che va a succedere, ragazzi? Noi stiamo dietro, stiamo proprio dietro, davanti a tutto, diciamo in prima fila, una donna incomincia a srotolarsi per terra. Quindi diciamo che questa qui, non lo so, era posseduta, non lo so, ragazzi. Comunque incomincia a fare dei versi davvero da paura. I preti ci cacciano tutti quanti fuori e chiudono la chiesa e dicono andate via, ritornate un altro giorno. Quindi già quella scena già mi ha segnato, diciamo, la cosa di capire che esiste il male, esiste il bene. Già quella scena mi ha terrorizzato. Io già avevo vissuto altre scene, però questa è proprio quello che mi ha dato proprio come dico io, la botta finale. Siamo ritornati qua di nuovo perché dovevamo risolvere questo problema di questa cosa che stava in casa e quindi siamo ritornati da questo qua perché i miei, diciamo, tutta la mia famiglia è di Vietri sul Mare, quindi vicino a questo santuario e siamo andati lì a parlare con lui. È venuto a casa, ragazzi. La cosa che più mi ha sorpreso è che lui a casa nostra non è mai venuto. Quindi lui abbiamo aperto la porta di quella lì, diciamo, blindata che abbiamo all'inizio. E questo è entrato. Ragazzi, vi giuro, mo la casa è grande. Ci sta la cucina, tre stanze e due bagni, quindi il corridoio è ampia, no? Questo è andato nella stanza giusta, senza che nessuno. Noi siamo rimasti, sai, per paura siamo rimasti fuori la porta. È entrato solo lui. Ragazzi, quando lui è entrato dentro, noi da lontano andavamo dietro poi. Lui ha girato a sinistra, ha detto qui è la stanza dove, diciamo, accadono queste cose, vero? E noi abbiamo detto sì, quella è la nostra stanza. Pensate che le porte erano tutte chiuse, quindi non poteva vedere se era una stanzetta, una stanza da letto oppure un altro, capite? La cucina, quindi lui non poteva capire che cosa ci stava dietro la porta. Non è che c'era GX questo. Ha aperto la porta e ha visto i tre lettini che ci stava perché stavamo tutte, era grande la stanza e stavamo tutti e tre in un'unica stanza, quindi tutti maschi, quindi. E dice che ci stava un. Lui parlava di tipo delle anime dannate che non trovavano pace perché dove hanno costruito le case anticamente ci stava, dove, quando c'è stata la guerra c'erano certe, queste case erano state costruite tipo sopra delle ossa, diciamo tipo un cimitero e quindi non trovavano queste anime la pace. Comunque fatto sta che poi ha detto che questa cosa nel muro che camminava era dovuta perché noi avevamo Gesù Cristo sulla porta questa qua e dall'altra porta avevamo Padre Pio. In effetti queste due anime non potevano uscire da questo corridoio perché a destra c'era Gesù, a sinistra ci stava Padre Pio e quindi queste qua non potevano uscire fuori da qua. Disse Padre Gennaro, o togliete Cristo o togliete Gesù, Padre Pio. Quindi le dovete far andare via, capisci? Quindi dovevamo togliere uno dei due, perché noi è come se li avevamo intrappolati lì e non potevano andare né di qua né di là, quindi non potevano andarsene via. Ha fatto una preghiera di liberazione per la casa e comunque ragazzi anche a distanza di tanti anni ancora mamma purtroppo nella notte ancora capita qualche cosa non come prima però in effetti è diminuita un po' la situazione però ogni tanto mamma mi dice beh stanotte ho sentito che qualcuno mi toccava quando poi il papà alle 5 va a lavorare alle 5 di mattina quindi diciamo che papà alle 5 scende da sopra, alle 6 mette, diciamo, mano, quindi dopo le 5 non ci sta nessuno, diciamo, in casa, quindi al finale sta lei, diciamo, mio fratello Enzo, mio fratello Camillo, quindi però dormono in un'altra stanza, capite? Non è che stanno, quindi mamma dorme da sola, poi sta la mia nipiotina che sta nell'altra stanza, quindi diciamo mamma dorme sola quando papà si alza, poi ci stanno i miei fratelli che stanno dall'altra parte
e quindi diciamo che non poteva essere, quindi i miei fratelli, figurati, se si alzano a toccare mamma, quindi poi una volta in cucina ha detto che ha visto la sagoma, lo stesso nel muro come l'abbiamo vista noi, quindi in effetti è diminuita questa cosa, però secondo me non è mai andata via. È vero che non ha più fatto come prima, però ancora oggi qualche volta mamma ancora la sente, quindi ti dico giù che io ci devo credere per forza, quindi per maggior ragione io credo in queste cose. Poi quando sono stato in quella chiesa lì, che quella ha incominciato a dimenarsi a terra, lì davvero c'era da mettersi paura nel vero senso della parola. Guarda, queste cose qua a me mi terrorizzano, perché questa è una cosa che tu non puoi combattere, cioè non puoi, sì, puoi prendere la Bibbia o il crocifisso, tutto quello che vuoi, però è una cosa che io preferisco bisticciarmi sinceramente con 10 persone con tempo, solo io contro 10 persone, ma non io contro una cosa così. Sarebbe una cosa impossibile, diciamo, quindi personalmente preferisco bisticciare con 10 uomini insieme, uno contro 10, ma no così. Sì, sì, perciò io ti dico, Gio, io credo a queste cose perché l'ho vissuto, quindi perciò ti dico che io ci credo, poi ognuno sa che cos'è il gioco, che se non lo vive una persona, se non lo vive in prima persona, giustamente non crede, dice questi chissà che si sono immaginati, l'hanno pensato, quindi li capisco pure perché anche a me se non fosse mai capitato nulla avrei detto ma quando mai mica esistono queste cose, però siccome sono stato, diciamo, ci sono stato coi piedi dentro, come dicono qua, se non vai coi piedi dentro non ci credi, quindi come ad esempio, ti faccio l'esempio, no? Quante volte le persone hanno divorziato e sai, stavano male e dicevano, vabbè, ma tu non puoi capire, come dicono io, ci devi andare dentro per capire. Quindi in tutte le cose, anche questa cosa paranormale, se non ci sei dentro non puoi capirlo. No, io l'ho visto a livello di visuale, quindi l'ho visto, diciamo, questa signora che si contorceva a terra, l'ho vista perché stavo là. Quando poi abbiamo sentito le urla e questa che si dimenava a terra, io l'ho vista, quindi l'ho vista con i miei occhi, come pure le due sagome nel muro, l'ho viste e come pure, diciamo, le altre due signore sulle panchine, le ho viste con gli occhi, quindi io l'ho vista veramente con i miei occhi e poi il signore sulla scalinata, che quello era morto, io l'ho visto, quindi io l'ho visto con i miei occhi, quindi per me era reale, quindi quando io ho visto queste cose era come adesso io mi giro e vedo qualche cosa, quindi è reale, non posso dire immaginazione. Anche perché quella sera che l'abbiamo vista io tutte e tre, non solo io, quindi non è che l'ho visto io, mio fratello, no, l'abbiamo visto tutte e tre. Non è che siamo tutti, uno poteva avere una cosa così, ma non tre. Vabbè, mo ti dico io, anche una notte noi, invece di vedere queste figure, diciamo, nel muro, abbiamo sentito un rumore di catene. Sai, le catene, quelle che quando strusci le catene sul pavimento? La mattina sono fermato la signora di sopra e ho detto, signore, no per qualche cosa, però la notte, se gentilmente la finite con queste catene di andare avanti e indietro, e per piacere, dica, non se ne può a mezzanotte, l'una e mezza, e fateci dormire. La signora mi guarda e dice, Giuseppe, ma io non sto qua a casa che un mese, ma io mi sono venuto solo per prendere alcune cose e me ne vado. Cioè, sopra non ci stava nessuno, ragazzi. Io quando ho visto questo nelle scale del Signore, per favore, la notte fateci riposare. Tutte queste catene, ma che fate la notte? Ho detto, per sfizio, no? Per qualche cosa. La signora, siccome c'ha un ristorante, va a lavorare, rimane a dormire da figlio poi. Ha detto Giuseppe, ma guarda, io sono un mese che sto da mio figlio a dormire qua a Giovi e quindi io non ci sto a casa. Adesso sono venuto un attimo per prendere delle cose e andarmene via. Quindi, a parte, diciamo, le cose visive, abbiamo anche sentito rumori strani,
cioè tipo catene che strusciano per terra, quindi una cosa allucinante che poi noi abbiamo dato la colpa alla signora, ma la signora non ci stava proprio, perché siccome hanno un ristorante fanno tardi e quindi questa invece di ritirarsi a casa dorme da figlio, quindi non viene proprio qui. Quindi purtroppo devo credere per forza in queste cose. Quindi se mi fanno una domanda, tu credi in queste cose? Io ti rispondo sì, affermativo proprio. Perché le ho vissute, quindi fortunatamente sono anni che non le vedo più queste cose, però in passato le ho viste, quindi non posso dire di... Sì, sì, vabbè, l'avvistamento è un'altra cosa, in effetti lì è un altro tipo di cose, in effetti, però queste cose qua non hanno un significato, una ragione logica. L'UFO puoi dire anche pure è un alieno, un essere venuto da un altro mondo, ma il fantasma oppure queste cose qua, cosa sono? Quindi, primo la signora quella là che si buttava a terra, uno deve pensare per forza, era posseduta da qualche cosa. Le cose nei muri devi pensare per forza che erano dei fantasmi. E pure le altre due apparizioni, quelle sulle panchine, il signore in effetti era un uomo che veniva da bar a prendere caffè, quindi era l'anima di quello, quindi che ti devo dire? Per forza devo credere in qualcosa oltre la vita e anche giustamente nel male, perché ho visto quella signora che parlava in modo proprio, la voce non era la sua, si vedeva tipo una cosa dotte e tromba, come dico io, da paura, quindi tipicamente come film. Sì, vedendo una cosa così io non mi so dare una spiegazione, mentre con l'UFO posso pensare è un visitatore alieno, un extraterrestre che mi posso fare una logica, ma col fantasma io che logica mi faccio? Come pure con l'indemoniato, no? Tu ti fai una logica, non te la puoi fare, quindi in effetti tu credi che nel corpo di quella persona ci sta un'entità malevole, diciamo malefica. Quindi pure lì tu stai col dubbio e dici, Madonna mia, ma com'è possibile? Quindi ti fai pure una ragione, non te la riesci a fare una ragione. Quindi sono cose queste qua che sì, sì, però capisci, è una cosa che non tiene logica, capisci? Se lo dici a qualcuno non ti crede perché è illogico dire ho visto un fantasma. Tu passi da uno e dici guarda oggi ho visto un fantasma e quello ti dice ma va va. È anche naturale, eh. Quindi non è una cosa che tu puoi dire così, guarda oggi ho visto due fantasmi, mamma mia. Ti guardano proprio con la faccia e ti dicono questo non sta bene, ed è pure normale. Però se capita a loro poi ci credono, capisci? Quindi in effetti non capita a tutti di avere queste cose, di, diciamo fare queste cose qua. E Gio, non la fare quella tavola Ouija, perché la tavola Ouija, io l'ho detto tante volte, ho fatto tanti video, non va bene perché quella lì apre delle porte che poi non si possono richiudere. In effetti quello è un portale verso cose misteriose. Quindi quella lì è una porta, non dico per l'inferno, ma poco ci manca. Quindi lascia stare quel gioco perché quel gioco sì, sì, Letizia, sì. Oppure alcuni, il prete mi spiegò, padre Gennaro, che in effetti a volte le persone quando muoiono non accettano che sono morte e non riescono ad oltrepassare quella via. Quindi diciamo che non riescono ad accettare la loro morte e rimangono qua intrappolate sulla terra, capisci? Non vanno verso la luce, mi spiegò padre Gennaro, e quindi rimangono qua. Poi più stanno sulla terra, più impazziscono, quindi poi diventano dannate perché non sono riuscite ad oltrepassare quella soglia che devono andare via. Quindi il giorno che tutti quanti noi moriremo dobbiamo andare verso la luce, non rimanere qua attaccati, diciamo, alle cose materiali che ci sono qua sulla terra. Perché l'anima dopo un po' di tempo, come disse padre Gennaro, diventa cattiva, perché non riesce a farsi una ragione, quindi impazzisce e quindi diventa anch'essa malefica. Quindi quando sarà il momento
devi andare via da qui, devi abbandonare le cose terrene, quindi devi andare via verso la luce, perché se rimani qua è come una trappola, più passa il tempo, più il tuo spirito, l'anima impazzisce, quindi quando sarà per tutti noi dobbiamo accettare quello che è successo e andare verso la luce, perché non è buono rimanere qua attaccati, che ne so, alla moglie, al fratello, ai figli. Lo so che è brutto, però devi andare via, perché l'anima deve fare il suo percorso, quindi non puoi stare qui perché la tua anima si perderebbe. Sì, dopo verrebbe usata da Satana l'anima qui, se rimane qui sulla terra e non vai via, la tua anima verrebbe presa dalle forze del male, in effetti diventerebbe cattiva. Quindi quando è giunto il momento, ragazzi, si deve andare verso la luce, quindi non puoi stare qui a dannarti e a dire perché sono morto, io volevo stare ancora vivo, mia moglie che come farà, ragazzi, la vita va avanti. Sì, sì, è certo, pure i vizi, quindi non dovete attaccarvi a nessun vizio della terra, quindi quando sarà il giorno di ognuno di noi, non dobbiamo per nessuna ragione tenerci legati a qui. Quindi quando arriverà il nostro momento, salite sulla luce e basta, perché l'anima impazzirebbe e quindi verrà presa dal diavolo in persona, quindi diventerebbe cattiva, facile preda degli spiriti. Sì, sì, ma in effetti è così, Jasmine, solo che le persone si tengono aggrappate a questo materialismo e quindi cercano di non andare via, di rimanere qua, quindi non sapendo le conseguenze a cui vanno incontro, quindi qua è solo di passaggio, come sempre dico io, qua è un soffio di vento e la vita è passata via, quindi qua è un battere come di ciglia. Sì, Pino, è normale. Se uno muore e sta in Cristo va verso la luce, è normale. Però se tu rifiuti di salire sulla luce, rimani aggrappato alle cose materiali sulla terra, l'anima poi si perde e diventa malvagia, quindi non devi aggrapparti a nessuna cosa materiale o vizio sulla terra. Quindi una volta oltrepassate la luce dimentichi tutto in effetti, quindi non sarai più quello che eri prima in effetti. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, abbiamo fatto l'ultima bella chiacchierata tanto per, diciamo, questa qua, al finale abbiamo iniziato con ghiaccio, abbiamo finito con i fantasmi, vabbè, male dirette mie sono sempre così, quindi diciamo che parliamo di una cosa e poi finiamo in un'altra, ma tanto è uguale. Ragazzi, buonanotte a tutti, come sempre ci rendiamo. Grazie, Gio, un zene protonico, così facciamo fuori i fantasmi, tipo Ghostbusters. Buonanotte a tutti ragazzi e ci sentiamo domani, ciao a tutti.